Gloria al Signore. Leggeremo un verso. In Giovanni, capitolo 16, leggeremo il verso 33. Giovanni, Evangelo di Giovanni, Evangelo secondo Giovanni. Capitolo 16, verso 33. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi. Dio sia lodato. Un solo verso, un bellissimo verso. Dice così, parole di Gesù: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Amen. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia, parole preziose perché parole di Gesù, vero? Parla apertamente il Signore con i Suoi discepoli. Gli rivela ogni cosa riguardo la Sua morte, la Sua risurrezione, il Suo ritorno. Parla dello Spirito Santo. È utile per voi che io me ne vada al Padre, perché quando sarò andato al Padre, ecco, Lui manderà lo Spirito Santo, verrà il Consolatore. Alleluia. Ma lo scopo del parlare di Gesù ai Suoi discepoli era produrre in loro pace. Gesù parla per dare pace. In un momento che i Suoi discepoli erano abbastanza tristi e rattristati per tutto ciò che gli sentivano dire a Gesù, gli stava preparando la sua morte, erano rattristati. Però Gesù dice: ma io vi sto dicendo queste cose non perché siate tristi, anzi, affinché abbiate pace in me. Amen. Alleluia. E poi li avverte. Nel mondo, cosa troverete nel mondo? Troverete tribolazione. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Amen. Alleluia, è un po' quello che succede ancora oggi nella nostra vita. Sì, abbiamo le promesse del Signore, grazie a Dio per la Sua parola che ci incoraggia, però è anche vero che nel mondo abbiamo tribolazione. Alleluia, ma non dobbiamo lasciarci contagiare dalle tribolazioni che troviamo nel mondo. Come le troviamo noi? Li trovano tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle sparse nel mondo intero. Chi più, chi meno, chi cose piccole, chi cose più grandi, addirittura con persecuzione, con vite minacciate e così via. Nel mondo c'è solo questo, c'è tribolazione per i figli di Dio. Ma nonostante la tribolazione, i figli di Dio hanno una meravigliosa consolazione. I figli di Dio riescono a trovare pace in questo mondo dove c'è tribolazione. Amen? E ci incoraggia il Signore ad avere coraggio. Fatevi coraggio, un'altra versione dice fatevi animo, fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. Gesù ha combattuto per noi e ha vinto. Amen? Ma dove ha combattuto? Dove ha vinto? Dove? Sulla croce. Il Signore ha combattuto. E in un contesto difficile era solo contro tutto e contro tutti. Da solo ha vinto. Amen? Alleluia, è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. La sua ubbidienza al volere del Padre, alleluia, gli ha dato vittoria. Ha fatto sì che il nemico fosse sconfitto. Amen? E anche se sta regnando ora nel mondo, lui non regnerà per sempre. Amen. Colui che regnerà per sempre è colui che ha vinto. Amen. Gesù regnerà per sempre. Lui non può regnare per sempre.
Alleluia, verrà il momento si avvicina sempre di più, che il nemico sarà sconfitto ancora e ancora per sempre. Amen? È stato già sconfitto alla croce, ma la vittoria di Cristo deve continuare per mezzo della nostra fede qui sulla terra. Nel mondo spirituale Cristo ha già vinto, ma qui sulla terra siamo combattuti, tribolati, in ogni modo, in ogni maniera. C'è qualcosa che è chiamata proprio, ed è in noi, come Chiesa, che dobbiamo evidenziare, ed è la fede in Cristo Gesù, la fede nel suo sacrificio. Quel sacrificio è già la nostra vittoria. Amen. Che Gesù dice: io ho vinto. Amen? Amen. Io ho vinto il mondo. Quindi devi credere che la vittoria di Cristo è la tua vittoria. Amen? Alleluia. In prima Giovanni, questa volta la prima lettera di prima Giovanni, capitolo 5, versetto 4 dice: tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Amen. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Amen. Amen? Quindi Gesù ha già vinto. Alleluia. Però adesso nella vita quotidiana di ogni giorno dobbiamo vincere noi con la nostra fede. Amen? Proprio credendo che Gesù ha già vinto e che il nemico è sconfitto. Amen? Chi è che vince il mondo? Noi. Noi possiamo vincere, perché abbiamo fede in Cristo Gesù. Infatti l'Apostolo Giovanni ancora continua, dice: chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? E noi crediamo che Gesù è il Figlio di Dio. Quindi possiamo ritenerci dei vincitori. Amen? Pur avendo tribolazioni, e nel mondo avremo tribolazioni, se non ce le hai adesso le avrai, ma non ti perdere d'animo, perché Gesù ha vinto e la tua fede vince con Gesù. Amen? Alleluia. Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Amen. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. C'è un chiaro riferimento alla Trinità. Amen, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e i tre sono concordi. Alleluia. Ancora Giovanni dice, sempre nell'Epistola, capitolo 5, se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo. Amen? Dio stesso ha reso testimonianza al suo figliuolo. Vi ricordate quando Gesù si è battezzato? Che bella testimonianza da parte del Padre. Giovanni Battista lo ha onorato a Gesù. Davanti a tutti gli ha dichiarato: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma la testimonianza dell'uomo non basta, c'è quella del Padre. E una voce si udì dal cielo: questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Amen? Alleluia. E poi la colomba, in veste così di colomba fisica, figura dello Spirito Santo. Il Padre ha reso testimonianza al Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Amen? Nella sua preghiera sacerdotale Gesù prega il Padre e dice: questa è la vita eterna, Padre, che conoscano te, il solo vero Dio. Questa è la vita eterna, conoscere Dio. E Dio si è lasciato conoscere, si è rivelato nel suo Figlio Gesù. Chi ha il Figlio ha la vita.
Chi non è il figlio di Dio non ha la vita. Amen? Amen. Quindi non lasciamoci condizionare da fattori esterni, non guardiamo a questa realtà nella quale viviamo, non dobbiamo estraniarci dalla realtà, per carità, altrimenti saremmo guardati dagli altri come dei malati mentali, no? Sappiamo che le difficoltà della vita sono cose normali, ma c'è qualcosa al di là, c'è qualcuno più forte. Amen. Amen? C'è colui che ha vinto per noi. E questo qualcuno che ha vinto per noi risponde al nome di Gesù. Amen. Alleluia. E Gesù vive dentro di noi. Amen. Amen? Amen. Quindi non sono le difficoltà della vita che possono indurci in qualche modo a gettare la spugna, no? A scoraggiarci, anzi, più veniamo attaccati e più dobbiamo diventare testardi. Più veniamo attaccati e più sappiamo che il nemico è ormai stretto, è alle corde, come si suol dire, no? Come un pugile quando attacca il proprio chi deve combattere si va dietro, no? Alle corde, poi non ha più spazio. Noi dobbiamo attaccare, non dobbiamo solo difenderci, ma dobbiamo attaccare. Come si attacca? Pregando. Amen. Come viene sconfitto il nemico? Pregando. Come puoi ottenere vittoria? Pregando. Come puoi risolvere i tuoi problemi? Pregando il Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Pregando Dio nel nome di Gesù. Difatti, sempre l'epistola di Giovanni, nella prima epistola, capitolo 5, dice così Giovanni: questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Amen. Amen? Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Che bella questa fiducia. Tu chiedi, ma dentro di te già sai che hai ricevuto quello che hai chiesto. Amen. Vorrei avere questa fiducia. Vogliamo avere questa fiducia? Gloria al Signore. Alleluia. Ecco, ciò che Dio dice ai suoi discepoli ha uno scopo. Quando il Signore ci parla, ha uno scopo. Amen. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Dei credenti che non vivono in pace, ma sono continuamente agitati, sono dei credenti che non realizzano la presenza del Signore. È vero, possiamo elencare tutta una serie di difficoltà, ma non voglio vedere la disperazione nei figli di Dio. È vero, qualche volta vedo qualcuno che veramente è disperato, e più che incoraggiarlo nelle vie del Signore, pregare con lui, non posso. Però veramente è brutto quando dei figli di Dio vivono nella disperazione. Non possiamo vivere nella disperazione. Dobbiamo incoraggiarci. Gesù ha vinto. Amen. Credi che il Signore ha vinto per te. Ma è una situazione, non vedo via d'uscita, come faccio, come fai? Non lo so, io non te lo so dire, ma so che se continuo a pregare, presto, tardi, prima o poi, sai che il Signore interverrà. Perché la vittoria è già nostra, nel nome di Gesù. Amen. La tribolazione che tu stai vivendo è qualcosa di normale. Altrove ho letto, il mondo vi odia, sempre in questi capitoli, dove Gesù parla ai suoi discepoli in modo chiaro. Gesù dice anche, guardate che prima di voi il mondo ha odiato me. Non vi meravigliate, il mondo vi odia. Gloria al Signore, però dovete avere fiducia sempre in me, nelle mie parole. Gloria al Signore. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Ecco, parla chiaramente il Signore. Forse sono dei passi, dei capitoli importanti anche da studiare, ma il Signore aveva parlato così chiaramente con i suoi discepoli e mai i discepoli avevano capito il parlare di Gesù, ma questa volta sembra che qualcosa accada nella vita di questi discepoli, sembra che percepiscano quello che il Signore vuole dire, anche se non realizzano pienamente,
ciò che il Signore ha detto, poi il Signore gli ha detto lo stesso. Quello che aveva da dire il Signore lo ha detto. E vogliamo ringraziare il Signore che non ci nasconde nulla. Quello che ha da dirci il Signore ce lo dice, vero? Alleluia! E Dio ci dia grazia di poter capire quello che il Signore ha da comunicarci. Ora vado a colui che mi ha mandato, ma nessuno di voi mi domanda dove vai. E invece perché vi ho detto queste cose la tristezza vi ha riempito il cuore. Ecco perché Gesù dice: io vi ho parlato così perché abbiate pace, non è che vi ho parlato perché siate tristi, io me ne vado, sarò crocifisso. E quelli erano: ma come? Che sta succedendo? Ti abbiamo seguito per 3 anni e tu ci parli che tu muori, te ne vai, ma dove vai? Gloria a Dio. Eppure il Signore non ha nascosto nulla ai suoi discepoli, ha parlato apertamente, gli ha promesso lo Spirito Santo. Alleluia, e lo Spirito Santo è giunto. Amen. Ciò che Dio promette lo mantiene. Alleluia, quindi vogliamo, fratelli, trovare pace nel Signore. Vivere in pace, trovare pace dipende da noi. Quello che il Signore aveva da dirci ce lo ha comunicato. Amen? Quello che il Signore doveva fare in noi lo ha già fatto. Ora sta a noi trovare pace in Lui, nella Sua parola, credendo nella Sua parola. Alleluia, non sentiamoci dei perdenti, anzi, sentiamoci dei vincitori. Vogliamo vedere le cose da un altro punto di vista. Secondo il punto di vista umano, tu sarai un perdente. Secondo gli altri, tu non vali nulla. Secondo il parere degli uomini, tu sei sempre ai margini, non sei emerso. Ma secondo Dio, tu sei importante. Secondo Dio, tu sei qualcuno che vali. Amen. Alleluia. Secondo l'ottica di Dio vogliamo vedere le cose. Dio ci dia grazia di essere abbastanza forti da non lasciarci condizionare dagli altri, anzi dobbiamo noi condizionare loro, non loro condizionare noi. Dobbiamo noi come credenti e figli di Dio condizionare quelli che ci stanno attorno. Dobbiamo essere noi capaci di essere quella scintilla, amen? Che può accendere negli altri il fuoco dell'amore di Dio, il fuoco dello Spirito Santo, amen? Alleluia. Invece spesso ci lasciamo noi condizionare dagli altri, facciamo il Signore piccolo, invece Lui è immenso. Alleluia. Vogliamo dire: Signore, abbi pietà di noi, dacci la forza di vedere le cose come le vedi tu. E quando mi sento sconfitto, Signore, alleluia, ricordami che tu hai vinto sulla croce. Amen? Questa mattina a Vittoria abbiamo letto il capitolo 53 di Isaia e abbiamo sottolineato il sacrificio di Gesù. Quei versetti quando Isaia dice: erano le nostre malattie che egli portava e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Alleluia. Quindi le cose che troviamo nel mondo, le malattie, le difficoltà, tutto ciò che può impaurirci o può condizionarci nella nostra pace interiore, sappiamo che Gesù le ha portate Lui per noi sulla croce. E Gesù le ha sconfitte per noi. Alleluia. Se la Chiesa guardasse di più al sacrificio di Gesù, si sentirebbe più vittoriosa. E invece c'è un po' una crisi di identità quasi, no? Come dire, ci sentiamo poveri e deboli, immersi in un contesto di nemici, o piccoli, o grandi, o pochi, o numerosi. Noi siamo la Chiesa del Signore. E non è il numero che fa la differenza. Dio non ha mai vinto, non ha mai fatto vincere il suo popolo, il suo esercito per il gran numero. Anzi, leggevo un passo riguardante Gedeone, nel quale il Signore diceva a Gedeone: sono ancora tanti quelli che hai,
Di mezzo. Ma come si... Sempre di meno, 300 uomini. Con 300 uomini devo andare in battaglia. Ma sono pochi, sì. Con 300 uomini. Con questa tua forza. Vai in battaglia con questa tua forza. Gli altri se ne erano andati. Faceva appelli Gedeone. Chi vuole andare in battaglia? Lo lasciavano solo. E il Signore dice, parla ancora al popolo, sono numerosi. Ma Signore, qua se ne stanno andando tutti. Non importa. Se il Signore è con noi, nessuno sarà contro di noi. Non importa se siamo pochi, grandi. La città è grande, noi siamo pochi. No, la città è grande per essere conquistata. Amen? Amen. E noi siamo chiamati ad essere conquistatori di anime, non di terreni, no. Conquistatori di cuori per il Signore. Conquistare anime a Cristo strappandole all'inferno, parlando di Gesù. Incoraggiavo questa mattina proprio quella predicazione nostra deve essere non confutare le dottrine, perché a noi non interessa, sappiamo che la verità è la parola di Dio. E già questa è la mia forza. Io so che sono nel vero, ma non perché sono presuntuoso, so che la parola di Dio è verità. Mi baso su questo, mi fondo su questo, ma non voglio combattere dottrinalmente gli altri, voglio parlare di Gesù. Stamattina, il primo verso che abbiamo letto, chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? Noi abbiamo creduto. Amen. Parliamo di Gesù. Amico mio, lascia stare dottrine, Papa, Maria, lascia perdere. Santi, no. Gesù. Ci pensa al suo sacrificio. Ha valore per te il sacrificio di Gesù. Certo, ha valore, però Maria è figlio di papà e mamma sua. Ma Gesù è il figlio di Dio. Amen? Amen. Non nato da seme corruttibile. Alleluia. Ma è nato per volontà, per virtù, per la potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Dio si è fatto uomo. Come è stato possibile? Nessuno lo può spiegare, né la scienza lo potrà mai spiegare. Ma so che Egli è il Dio dell'impossibile. Sono cose impossibili per l'uomo pensarle, per la scienza spiegarle, ma so che Dio è Dio. Amen. 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 E ringraziamoci a Dio che è nato come un uomo. Pensate se appariva così all'improvviso nella sua gloria, nel suo splendore. Lo credevamo di più? Io credo che l'uomo è sempre incredulo. Nonostante tutto, nonostante è venuto, si è offerto in casa sua. Giovanni dice, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno accettato, l'hanno rifiutato. C'è posto per me, mia moglie, la mia famiglia. Mia moglie è incinta, sta per partorire. Non c'è posto. Non c'è posto. Tutti gli alberghi erano tutti occupati. Una grotta. Alleluia. Quella grotta ospiterà il Re dei Re. E anche se nessuno gli ha reso omaggio, Dio ha mandato 3 uomini dall'Oriente a rendere omaggio al Re dei Re. Gloria al Signore. E poi c'erano i pastori, i contadini entrarono a rendere omaggio al Re del Re, al Figlio di Dio. Ora il Signore sta bussando ai cuori ancora oggi e sta chiedendo, c'è un posto per il mio figliolo? C'è un posto per me nel tuo cuore? No, Signore, stai fuori. Molti rispondono, no, non c'è posto. Ma noi abbiamo risposto, sì, Signore, vero? C'è posto nella mia vita, anzi, prendi tutta la mia vita. La mia vita ti appartiene, Signore. Alleluia, e preghiamo che altri possano dare la propria vita al Signore. Alleluia, che anime possono essere strappate al potere del diavolo. Il diavolo vuole conquistare e prendere le vite per distruggerle. Il Signore vuole la vita per migliorarla, vuole la tua vita, la mia vita, per migliorarci, per darci la sua pace, per realizzare il cielo quando siamo qui sulla terra. Amen? È questo che realizziamo, vero? Un anticipo del cielo.
non lasciamoci condizionare dalle tribolazioni della vita. Ripeto, Gesù ha detto, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Amen. Amen. Andiamo a chinare il nostro capo. Alleluia, gloria al Signore.